C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo qui a Centro Anch'io, anche oggi un altro pezzo di San Polo. Gli amici del consiglio di quartiere di San Polo Parco ci raccontano il loro quartiere. Il quartiere di San Polo Parco è nella zona sud-est di Brescia ed è immerso nel parco agricolo della città. Venne eretto all'inizio degli anni '80 in edilizia economico popolare, si ingrandì nel corso degli anni fino a raggiungere l'attuale popolazione di circa 6.000 abitanti. Nel quartiere si trovano la questura, il centro scolastico Raffaello, la clinica poliambulanza, gli stadi di rugby e hockey e 2 chiese parrocchiali, San Luigi Gonzaga e le 2 Sante Capitanio e Gerosa. È servito dalla linea della metropolitana con 2 fermate. La facciata della palestra polivalente di via Raffaello è oggi decorata da un grande murales dell'artista Daniela Ferri. All'estremo ovest del quartiere c'è il piazzale spettacoli, storicamente sede di Luna Park e tendoni del circo, attualmente convertito in area vaccinale. Bene, un altro proverbio stagionale. Brina de avril, l'ampienis el baril. Sarà vero? Andiamo insieme a scoprirlo. Guardate qui chi è tornato a trovarci, Angelo con la moglie Tiziana, Valerio e Ileana, tutti e 4 li ho infilati, bravi, ma sono sempre così buone ste creature. Sono bravi. Sì. Sono brave, vero? Una bella passeggiata per Firenze, poi mamma e papà vi comprano la pizza, le patatine, il gelato, il souvenir. La Fiorentina? Alcune volte. Non sempre, non vi viziamo come vorreste, vero? La Fiorentina, che è il chilo di Fiorentina, mezzo chilo, quanto è? In effetti ci vorrebbe un mezzo chilo. È un buon gustaio, Angelo, Tiziano. Direi di sì. Sì, direi di sì. Io meno che sono vegetariana, quindi lascio tutta a lui la Fiorentina. Allora, caro Angelo, vedi un po' qua quello che riesci a dire, dai. Brina d'April, l'empienesso e il baril. Oh, tutto giusto, potresti venire a parlare in dialetto a Brescia. E cosa hai capito di questo? Che la brina di aprile riempie i barili. Sì, che barili? I barili, mamma mia, i bidoni di raccolta dell'acqua. Della differenziata, dell'acqua. Sì. Prendiamola così, stiamo a vedere. Grazie, buon proseguimento. Ok, grazie a voi. Guardate qua di nuovo questa simpatica e bella famiglia a spasso. Allora, io ricordo che la moglie l'avevamo già interrogata, una schifezza. Gli manca l'accento bresciano. Mancava proprio tutto, proprio le vocali, le consonanti. Luigi, allora proviamo con te, vediamo se fa. Luis che fa una bella figura da Rovereto in provincia di Trento, quindi niente col fiorentino e neanche col bresciano. Niente col bresciano. Questo è il bello di portare a spasso appunto la lingua bresciana nel mondo, abbiamo questa vocazione. Vai Luigi! Oh, ci proviamo. Allora, Brina d'April, l'ampies e il baril. Quando sta l'empies? L'empienis? L'empienis e il baril. E quindi dai qualcosa qui, la brina d'aprile riempie il barile. Il barile, sì, giusto. Lui acconsente sempre. Cioè, acconsente sempre. Sempre. Se vuoi sopravvivere devi sempre dire di sì. Anche quando deve strisciare la carta di credito. Mica tanto. Prendiamo qualcosina qua a Firenze, dai. Sì, certo. Una borsetta, un paio di scarpe. Coccodrillo. Beh, certo. Oh, torniamo all'aprile, alla brina e al barile. Brina d'aprile riempie il barile. Se aprile mantiene una temperatura piuttosto fredda, questo dicevano i nostri saggi nonni contadini, la vite fiorisce a maggio, dando, secondo la tradizione popolare, una maggiore e migliore qualità d'uva, capito? Quindi, occhio alla brina di aprile. Grazie a tutti, ciao, buon proseguimento. Grazie.